Il curling, col suo auro olimpic, alle tornate di nu al centro de scene mediatiche, da spò dal clamor che ha pat con le Olimpiadi di Turin, dal 2008. Ma non è come il sport di origine scozzese, jenfri le discipline che si può praticare sul ghiaccio in Friuli. Sono il patinage, lo short track, l'hockey, tanti specialità che in Taiwan se hanno saputo chiatà a voltis la loro dimensione anche dal nostro territorio. Troppi sono le società dal settore. Qui a Pontebbe abbiamo 4 società, sono 2 di hockey, una di artistica e una di velocità. Dopo a Torpa la regione, abbiamo a Piancavallo, hanno avuto problemi sul stadio che robe lì e non hanno società. Invece Cloud ha 2 società, una polisportiva che fa artistica e velocità e la società dal curling che fa anche per i parzialmente abili. Sono giovani che pratichino? Generalmente sono 2 giovani, perché gli amatori sono le 2 società di hockey che sono a Pontebbe, una è di giovani e una è di amatori, e anche a Cloud hanno un numero limitato però di curling che hanno già una certa età e in particolare sono poi anziani sono parzialmente abili. Mentre invece l'artistica e la velocità dalla polisportiva Cloud sono giovani. Il Friuli si prepara a un appuntamento importante per il 2023, il Festival Olympic de Gioventute Europeane. Per prepararsi in maniera adeguata, il Palazzo dal Glac di Pontebbe vignerà ristrutturato grazie a 2.300.000 euro mettuti da regione. E qui a Pontebbe disputeremo la parte di velocità e di pattinaggio artistico e viene in programma da importanti investimenti che la regione ha sostenuto per adeguare queste importanti strutture di riferimento regionale per il Glac, facendo interventi di adeguamento da impianti, di miglioramento dai spogliatoi e proprio in previsione dai giochi, ma l'intervento più importante sarà quello di riscaldamento e deumidificazione dal stadio, che porterà un beneficio prima di tutto per la struttura, gli avanti umidità, e dopo anche per cui vignerà via di partiti, via di garis e che usufruirà di queste strutture. È un investimento che va a migliorare la funzionalità e a garantire anche un beneficio sulla struttura vere e proprie. Però dici che questo impianto è un impianto che garantisce la possibilità di praticare le discipline dal glac, perciò hockey, velocità artistica, no? Ma anche di permettere a tante in dal Friuli e dalla regione che vengono a pattinare a Pontebbe. E vediamo insomma numeri importanti, è una struttura che ha un suo senso anche dal punto di vista turistico e viene soddisfazione perché insomma migliaia di persone ogni anno vengono qui a pattinare.